Situazioni simili a quanto accaduto a Vittorio Veneto erano prevedibili alla vigilia di questo anno scolastico, il primo a fare i conti con la nuova legge sulle vaccinazioni. Così succede che qualche giorno fa un papà accompagna il proprio figlio in una scuola materna di Vittorio Veneto, presentando copia dell'appuntamento per un colloquio vaccinale presso la propria ULSS. Il parroco ritiene però che il documento non sia sufficiente e quindi si vede costretto a non accettare il piccolo. Il genitore non ci sta e senza pensarci su due volte chiama addirittura il vescovo Monsignor Pizziolo, che una volta verificato che tutto è in ordine fa rientrare il bimbo in classe. Tutto finito? No, perché il parroco si sfoga con un acceso post su Facebook. Tutto finito? No, perché il parroco si sfoga con un acceso post su Facebook. Ma che figure da pirla mi fate fare, scrive il parroco. Prima mi dite non vengano accolti bambini che non siano vaccinati, poi basta che abbiano una prenotazione vaccinale, poi è sufficiente che per marzo facciano il vaccino. Ragazzi, non ci vergogniamo? Scrive il Don. Un messaggio che non passa inosservato alla diocesi, che in una nota chiarisce la vicenda. L'intervento del vescovo ha avuto come unico scopo l'attuazione delle prescrizioni ministeriali, si legge nel comunicato. Queste ultime affermano che l'iscrizione alla scuola dell'infanzia deve avvenire anche solo in presenza di copia della prenotazione dell'appuntamento. In altre parole, continua la diocesi, il parroco davanti al genitore che ha effettivamente presentato tale documento era obbligato ad accogliere il bambino. La nota si conclude chiarendo che il parroco è stato informato sulla giusta prassi da seguire, poche righe con le quali si tenta di mettere definitivamente la parola fine all'intera vicenda.